Credo che Dio abbia iniziato una buona opera questa sera in questo luogo. E la sua promessa è che colui che ha iniziato la buona opera in voi è Lui che la porterà a termine. Amen. Puoi stare certo di questo, la buona opera che Dio ha iniziato questa sera, Lui la porterà a termine. L'opera che Dio ha iniziato oggi nella tua vita, Lui la porterà a termine. Amen. Io ti invito a sederti in questo momento. Possiamo accendere le luci. Amen. Prima di passare al ministero della parola, voglio presentare i visitanti di questa sera. Vi chiedo scusa se pronuncio in modo sbagliato, ma sono con noi Santa Teresa, giusto? Lì? Dolores? Ketli? Ok. Ci sono anche Riccardo e Jennifer là dietro. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Qualcuno vicino a loro può dargli un abbraccio, può farli sentire parte di questo uno in Cristo che siamo qua. Il nostro desiderio per i nostri visitanti, grazie mille, è che possiate sempre tornare a casa con un po' di questo Spirito Santo, con un po' di questa presenza di Dio che ci sta accompagnando questa sera. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Atti degli Apostoli, capitolo 18. Atti degli Apostoli, capitolo 18. Proprio quello. Atti degli Apostoli, capitolo 18, versetti 1 e 2, dicono così: dopo questi fatti, egli, sta parlando dell'Apostolo Paolo, lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia, insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma e egli si unì a loro. Fino a qua. Amen. Signore Gesù, in questo momento io chiedo la tua unzione, Signore, in questo luogo, affinché quello che tu oggi vuoi ministrare ai cuori di ogni persona qua presente, tu possa avere la libertà di farlo. Trasforma i nostri cuori, dacci un impulso, Signore, per attivare lo Spirito Santo che già vive, che già è immesso dentro di noi, affinché, Signore, noi possiamo essere tuoi strumenti in questo mondo, per cambiare questa generazione, per portare in alto la tua bandiera e il tuo nome. Nel nome di Gesù, Signore, che questo non sia soltanto un momento di apprendimento della parola, ma che possa essere un tempo di trasformazione di vite, di rinnovamento di spiriti, di rinnovamento di ministeri in questo luogo. Io per questo ti prego nel nome di Gesù, benedici questo momento e la tua Chiesa. Amen. Amen.
Ok, ho letto questi versetti per iniziare, perché voglio partire con questa sera facendo un piccolo ragionamento storico con voi, col quale poi finiremo anche la predicazione di oggi, se mi ricorderò di farlo, spero di sì. Ho voluto leggere questi versetti perché in questi versetti noi vediamo un qualcosa che è storicamente successo al tempo dell'Apostolo Paolo. Qua vediamo che Paolo incontra a Corinto un certo Aquila e sua moglie Priscilla, che stavano venendo dall'Italia. Questi erano due giudei che abitavano in Italia e stavano ritornando nella loro patria per ordine di Claudio. Chi è questo Claudio? Come molti di voi sanno, Gesù è nato all'incirca nell'anno 3 avanti Cristo, 3-4 avanti Cristo. Gesù non è nato nell'anno 0, spero di non scandalizzare nessuno dicendo questo, ma è storicamente provato che Gesù non è nato nell'anno 0, è nato qualche anno prima e è nato sotto il governo del primo imperatore di Roma, Cesare Ottaviano Augusto. No? C'è chi pensa che Giulio Cesare è stato il primo imperatore. Giulio Cesare non è stato il primo imperatore, anzi Giulio Cesare non è mai stato imperatore di Roma. Il primo imperatore è stato il successore di Giulio Cesare, che era Cesare Ottaviano Augusto. Dopo di lui ci sono successi altri 2 imperatori e con questi primi 3 imperatori il cristianesimo non ha mai subito persecuzioni. Ma dal quarto imperatore di Roma, che è questo Claudio di cui abbiamo letto, il cristianesimo, la chiesa cristiana ha iniziato a subire le prime persecuzioni, che si sono intensificate col successore di Claudio, che è un certo Nerone, che tutti quanti noi bene o male sappiamo chi è, no? Il più grande forse persecutore dei cristiani dell'impero romano. Ma Claudio è stato il primo persecutore dei cristiani. E in che modo Claudio ha cominciato queste persecuzioni? Semplicemente Claudio ha espulso tutti i giudei cristiani che vivevano a Roma e li ha fatti ritornare nella loro patria. Questo è secondo un editto che lui ha fatto, che ci viene confermato da uno storico romano che viveva a quell'epoca, che si chiamava Svetonio, il quale dice che nell'anno 49 Claudio emana un editto in cui scrive che espelle da Roma i giudei che si agitano per istigazione di un certo Cristo. Questo è l'editto che ha emanato Claudio. Ha espulso da Roma i giudei che si stavano agitando per l'istigazione di un certo Cristo. Questo significa che prima di quel tempo a Roma c'era una chiesa. Dopo di quello a Roma non c'è più stata una chiesa, perché Claudio ha fatto ritornare tutti i cristiani nella loro patria. Noi abbiamo visto nel corso degli anni tantissime persecuzioni fatte alla chiesa cristiana. Questa è la prima persecuzione fatta da un imperatore o da un impero romano alla chiesa cristiana, ma noi vediamo anche nel corso della Bibbia tantissime persecuzioni che vengono fatte ai cristiani. E oggi ho voluto intitolare la predica con questo nome, Istigati da Cristo. In realtà dalle 3 di pomeriggio fino alle 5:30 ho cambiato più o meno una decina di nomi, di titoli della predica, perché non sapevo come intitolarla, ma ho deciso di prendere queste parole che non sono parole bibliche, ma sono le parole di questo imperatore romano che classificava i cristiani come coloro che sono istigati da Cristo. Che cosa significa essere istigati da Cristo? No? Istigato di solito è una parola brutta, no? Di solito quelle persone che sono istigate sono persone che fanno cose brutte perché qualcuno le manda a fare cose brutte, no? Lui mi sta istigando a fare questo, lui mi sta istigando. Sono persone che fanno delle cose brutte, cose che non si devono fare perché qualcuno li sta mandando a fare. Ecco, noi cristiani stiamo venendo istigati da Cristo da più di 2000 anni.
È Cristo che ci manda a fare qualcosa, è Gesù che ci manda a fare qualcosa. Che cosa vuol dire essere istigati da Cristo? Vuol dire essere come Gesù era e fare ciò che Gesù vuole che noi facciamo. Ora, se noi dobbiamo fare qua una predicazione elencando, facendo un topico per ogni cosa che Gesù vuole che noi facciamo, dovremmo stare qua più o meno 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere, no? Perché Gesù vuole che facciamo un sacco di cose. Ma in quello che io voglio parlare oggi, i topici saranno molto molto meno, non vi preoccupate, ma ci sono delle cose che Gesù vuole che noi facciamo e che noi dobbiamo iniziare a fare se ancora non le stiamo facendo. E la prima cosa che Gesù vuole che noi facciamo o che noi siamo è essere audaci. Essere audaci. Essere audaci come Lui era. Essere audaci significa essere qualcuno che osa, che fa le cose senza tanto pensare alle conseguenze di quello che fa. Gesù era una persona che non aveva paura di aprire la sua bocca. Gesù era una persona, io mi ricordo fino a oggi, sono sincero, non ho mai letto questo libro, ma mi ricordo che mio papà quando ero piccolo mi ha regalato un libro che si intitolava Gesù il grande rompi, no? Gesù era un po' un rompi. Che cosa significa? Era una persona che dava fastidio, era una persona che infastidiva i potenti dell'epoca, infastidiva i farisei, infastidiva i sacerdoti, infastidiva le classi sociali, infastidiva la cultura dell'epoca. Gesù è venuto per rompere tante barriere, no? Gesù era un po' questo grande rompi, come si intitolava. Infatti uno dei titoli che avevo pensato era I grandi rompi, no? Però magari qualcuno si offendeva, ho detto no, non mettiamo I grandi rompi come titolo. Allora ho cambiato. Ma noi dobbiamo essere così, noi dobbiamo essere persone che non hanno paura, che non hanno timore, che vanno a fare come Gesù faceva, che non hanno paura di aprire la loro bocca, che non hanno paura delle persone davanti a sé. Questo è quello che noi dobbiamo diventare, quello che noi dobbiamo essere. Una delle più grandi persecuzioni, ho parlato di persecuzioni della Chiesa, una delle più grandi persecuzioni che noi vediamo all'interno della Bibbia, la troviamo in Atti al capitolo 8. Voglio leggervi quello che dicono il versetto 1 e il versetto 4. Dicono così: vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, a parte gli apostoli. Versetto 4. Allora quelli che furono dispersi se ne andarono di luogo in luogo. E sapete cosa facevano? Non è che se ne andavano di luogo in luogo con la paura della persecuzione. Non è che se ne andavano di luogo in luogo pensando se ci stanno perseguitando a Gerusalemme, ci perseguiteranno anche in Samaria, ci perseguiteranno anche in questo posto e anche in quello. No, loro se ne andavano di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Erano audaci. Loro andavano, e qui ci sta parlando che il diacono Stefano era appena stato ucciso, era appena stato martirizzato per lapidazione, ma nonostante questo i discepoli di allora sono andati sì di luogo in luogo, ma sono andati là per infastidire, sono andati là portando la parola, sono andati là facendo quello che Stefano aveva fatto nel Sinedrio, sono andati là facendo quello che Gesù aveva fatto fino a pochi anni prima, portare il lieto messaggio del Vangelo. E questo è quello che Gesù chiede anche a noi di fare. Siate audaci, non abbiate timore. Dì alla persona vicina a te: sii audace, non avere timore. Questo è quello che Gesù ci chiede di fare. Perché dobbiamo essere audaci? Perché dobbiamo portare questa parola. Sapete che cos'è che ha permesso alla Chiesa di superare ogni persecuzione? Che cos'è che ha permesso alla Chiesa di superare ogni persecuzione? È una sola cosa: la fede.
la fede. Una sola cosa ha permesso alla Chiesa di superare le persecuzioni. Una sola cosa permette oggi alle persone che stanno vivendo un momento difficile di attaccarsi a Gesù. È la fede. Sapete, la parola fede nella traduzione originale, no? È una parola che è intraducibile oggi, dal giudaico, no? Dall'aramaico, è una parola che è intraducibile oggi. Ma sarebbe la stessa cosa, figurativamente parlando, di voi che siete in mezzo a un fiume in piena, no? Tipo l'Adige, quando è pieno, che nessuno può nuotare in mezzo all'Adige. E state per affogare, ma a un certo punto in questo fiume passa un tronco. E voi vi attaccate a questo tronco perché è l'unica cosa che vi può salvare in quel momento. Questa è la fede. La traduzione della parola fede è questo significato figurativo, ma non si può tradurre la parola fede con una stessa parola nella lingua di oggi. Quella è una parola solo aramaica. E questa fede, questo attaccarsi a Cristo perché si sa che solo in Lui c'è la salvezza, è quello che ha spinto le persone a superare la persecuzione, ma non solo superare la persecuzione, non solo nascondersi in mezzo alla persecuzione, ma andare di luogo in luogo portando la parola del Signore. La cosa straordinaria è che ciò che genera fede nelle persone è proprio la predicazione della parola. Ce lo dice Paolo in Romani al capitolo 10. Allora la fede viene dall'ascoltare e ascoltare la parola di Dio. Quindi le persone andavano di luogo in luogo, portavano la parola e allo stesso tempo portavano la fede. E questo è quello che Dio ci chiede di fare anche a noi: andare a predicare il Vangelo, andare a portare la parola, perché quando noi portiamo la parola noi possiamo portare fede alle persone. Dio ha cominciato a ministrarmi questo messaggio la settimana scorsa per qualcosa che è avvenuto all'interno della nostra Chiesa. È qualcosa di cui abbiamo già parlato sabato scorso. Infatti per poco ho predicato io al posto di Giacomo, perché volevo predicare questa cosa, ma alla fine, grazie a Dio, ho lasciato predicare Giacomo, che ha portato un messaggio pieno di Spirito Santo alla Chiesa. Ma come abbiamo detto già la settimana scorsa, noi è successo qualcosa di grandioso nella nostra Chiesa, non nella nostra Chiesa qua in queste mura, ma nella nostra Chiesa online, no? Nell'account Instagram della nostra Chiesa. C'è qualcuno qua che non segue l'account Instagram? Vi dico, mi dispiace se speravate di essere i millesimi a seguirlo, non potete più perché siamo già arrivati a 1000, è stato Gilson a schiacciare il bottone del millesimo follower della Chiesa. Ma la settimana scorsa, no, è stato messo un video, come abbiamo già detto, di bambini, dei nostri kids della Chiesa, che parlavano di Gesù, no? Ognuno diceva qualcosa su Gesù, com'era Gesù per loro. E questo video non si sa bene in che modo sia possibile, no? Perché, come ha detto giustamente la Gabi, io mi ammazzo per fare i video tutte le settimane. Il video che ci ho messo meno tempo per fare è quello che ha viralizzato di più, perché la media dei nostri video è sulle 2005 visualizzazioni. Questo video oggi era a 21.005 visualizzazioni. E 22, è arrivato a 22, vabbè, io sono meno aggiornato della Gabi. È arrivato a 22.000 visualizzazioni. E questo video, no, è stato guardato da tantissime persone, come potete immaginare, no, per il numero delle visualizzazioni, non soltanto della nostra Chiesa, ma soprattutto persone che non sono credenti, neanche di altre chiese, no, soprattutto persone che non sono credenti, che hanno lasciato una serie di commenti abbastanza inappropriati, no? Bestemmie, eccetera, eccetera. Poi qualcuno ha lasciato anche qualche commento, diciamo, non educato, ma non così volgare, no? Contrastando semplicemente la fede dei nostri bambini e ciò in cui tutti quanti noi crediamo. Inizialmente abbiamo un gruppo della comunicazione, no? Si è pensato: che cosa facciamo con questi commenti che stanno arrivando al video? E lì per lì, già che io sono una persona che sinceramente
non mi piace passare troppo tempo sui social, no? Solitamente, anche se sto migliorando a vista d'occhio in questo campo, pensavo di lasciar perdere, no? Avevamo detto semplicemente segnaliamo i messaggi volgari, segnaliamo i messaggi con bestemmie e quant'altro, ma anche gli altri messaggi lasciamo stare. Dopodiché invece Dio ha cominciato a ministrare nei nostri cuori di rispondere a queste persone, e è successo qualcosa di meraviglioso secondo me, perché l'Andrea, la Gabi, John, persone di altre chiese, ragazzi giovani che conosciamo di altre chiese, altre persone hanno cominciato a rispondere a questi messaggi in cui attaccavano la fede in Gesù, in cui attaccavano Gesù stesso, in cui attaccavano la Chiesa di Cristo. Io stesso mi sono messo a rispondere a diversi messaggi e è successo veramente qualcosa di, sapete, non so se cambierà qualcosa oggi per queste persone, ma a me personalmente Dio ha riempito il cuore vedendo chi si è messo a disposizione per lasciare un messaggio difendendo il nostro Signore Gesù. Ora, è chiaro che nessuno di noi potrebbe difendere Dio come Lui stesso potrebbe fare da solo, no? Se Lui volesse manda una pioggia di fuoco e zolfo su quelle persone che hanno fatto quei commenti e le disintegra, no? Li fa diventare una bella statua di sale o gli manda un diluvio universale dentro casa. Ma nonostante questo, no? Nonostante Lui possa fare tutto questo, Gesù ha lasciato a noi il compito di portare la sua parola. E ricordatevi, Gesù non è venuto qua per condannare, ma Gesù è venuto qua per salvare. E Gesù ha lasciato a noi il compito oggi di salvare le vite. Gesù ha lasciato a noi il compito oggi di rispondere a quelle persone. E pensando a questo, il mio cuore si era allegrato da una parte, vedendo tutti questi messaggi che arrivavano, e si era attristato dall'altra parte, pensando: e dove sono tutti gli altri cristiani di questo mondo che non scrivono, che non rispondono a questi messaggi? Non sto giudicando né colpevolizzando nessuno. Io fino a 10 minuti prima di quel pensiero, uno di quelli che pensava è meglio lasciar stare. Ma quando ho visto che rispondendo a quelle persone si riusciva ad arrivare ad un dialogo, e sapete, è successa una cosa bella, perché io mi sono messo a dialogare su questo video con una persona. Sicuramente questa persona era molto informata su fatti scientifici e quant'altro. Io gli ho mandato una risposta, lui ne ha mandato un'altra, abbastanza educatamente, diciamo, abbastanza. Io gliene ho mandata un'altra e insomma alla fine lui ha smesso di controbattere. E la cosa bella è che dopo di questo lui ha cominciato a entrare o sul mio Instagram o su quello della chiesa, sinceramente non lo so, e ha cominciato a mettere like su video, su pezzi di predicazioni, su video che noi abbiamo condiviso della chiesa. E questa cosa mi ha fatto una felicità, sapete, no? Perché caspita, ma allora forse noi dovremmo essere audaci e parlare di Gesù e rispondere a queste persone e aprire la nostra bocca o scrivere un post in più su Instagram o su Facebook. E perché non lo facciamo allora? Perché allora non lo facciamo? Quanti qua usano Instagram? Vai, sulle mani tutti quelli che hanno Instagram. Quanti qua usano Instagram per più di 15 minuti al giorno? Io, non ci crederete, ma ho cominciato. Pensate che fino a pochi mesi fa Instagram non mi dava neanche quanto tempo passavo su Instagram. So che si poteva vedere, a me non me lo diceva. Forse adesso me lo dirà. E allora perché non ci mettiamo anche noi a rispondere a quelle persone che oggi attaccano la Chiesa di Cristo? Perché anche noi non ci mettiamo a rispondere a quelle persone che oggi attaccano Gesù, che oggi attaccano la fede? Questo è quello che Gesù vuole che noi facciamo, e rispondere non vuol dire offendere. Come ho detto, Gesù non è venuto per condannare, Gesù è venuto per portare alla salvezza. Noi dobbiamo rispondere portando alla salvezza. Noi dobbiamo rispondere facendo vedere la verità del Vangelo,
mostrando la verità dello Spirito Santo che abita dentro di noi e mostrando quello che Gesù può fare. E allora perché non cominciamo a farlo? Perché non prenderci 10 minuti del nostro tempo al giorno, andiamo a vedere quelli che scrivono contro Gesù e noi stessi andiamo là a rispondere a loro. Il tema su cui io parlo più frequentemente e lo dico senza problemi è sempre quello di andare a predicare il Vangelo, andare a rispondere alla chiamata, andare a fare ciò che Dio ci ha ordinato, che Gesù ci ha ordinato, andare a rispondere alla chiamata ministeriale che c'è sulle nostre vite, sia che tu sia apostolo, profeta, evangelista, pastore, maestro. Questo è quello che brucia nel mio cuore, che noi possiamo compiere la nostra chiamata. E non ho problemi a ripeterlo, anche Paolo, no? Diceva: io vi scrivo con un po' di arroganza, dicendovi sempre le stesse cose perché voi capiate, no? E io dico spesso le stesse cose perché queste cose ci entrino nella testa. Qualcuno potrebbe dire: Giacomo predica solo su peccato, su preghiera, digiuno. Bene, fa bene a predicare solo su questo, perché se lui predica su questo ma dopo 3 giorni noi torniamo a peccare, noi smettiamo di digiunare, smettiamo di pregare, è meglio sentire un'altra predica su questo. Diciamolo, Andrea predica soprattutto su posizionamento, continua a predicare su posizionamento, perché c'è bisogno di cristiani posizionati, c'è bisogno di ripetere spesso le parole che diciamo, ma perché questo è il Vangelo. Non possiamo andare a trovare un altro Vangelo, no? Questo è il Vangelo di Cristo. Dobbiamo essere posizionati, dobbiamo pregare, dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo digiunare, dobbiamo compiere la chiamata che Dio ci ha dato e fare tutto il resto delle cose che ci sono scritte qua. Quindi finché la Bibbia resta uguale, e penso che non cambierà, almeno che non ci convertiamo ai testimoni di Geova, noi continueremo a predicare quello che c'è scritto su questa Bibbia. E allora noi dobbiamo capire sempre questo. Noi siamo chiamati per andare a predicare il Vangelo, a predicare il Vangelo per strada, ma a predicare il Vangelo sui social, a predicare il Vangelo in ogni luogo sia possibile dar fastidio, in ogni luogo sia possibile essere dei rompi, no? In ogni luogo sia possibile far vedere che noi siamo persone istigate da Cristo. Quando Pietro e Giovanni hanno fatto quel miracolo di guarigione, se vi ricordate, in Atti degli Apostoli capitolo 4, dopo sono stati presi dal Sinedrio per essere giudicati e i sacerdoti di allora gli hanno detto: facciamo così, vi lasciamo liberi, non vi uccidiamo, vi lasciamo liberi, ma a una condizione: voi non dovete mai più insegnare quello che Gesù vi ha insegnato e non dovete mai più fare guarigioni o fare miracoli nel nome di questo Gesù. Pietro e Giovanni hanno ringraziato, hanno detto: grazie mille che ci lasciate andare, però non possiamo smettere di parlare di tutto quello che abbiamo visto e di tutto quello che abbiamo udito. E così deve essere anche per noi. Quanti di noi hanno già vissuto qualcosa da parte di Gesù? Quanti di noi hanno già sentito la presenza dello Spirito Santo? E quanti di noi magari oggi hanno messo un muro davanti alle esperienze che hanno avuto e stanno facendo finta di niente? Stanno facendo finta che non hanno mai vissuto un'esperienza con lo Spirito Santo? Stanno facendo finta che non hanno mai vissuto un'esperienza con Gesù? Quello che Gesù ci chiede di fare in questo testo è non smettere mai di parlare di ciò che hai visto e di ciò che hai udito. Indipendentemente da chi sono oggi le persone intorno a te, non smettere mai di parlare di ciò che hai visto e di ciò che hai udito. Indipendentemente dalle circostanze che tu stai vivendo, non smettere mai di parlare di ciò che hai visto e di ciò che hai udito. Paolo, scrivendo a Timoteo, gli disse: Timoteo, predica in ogni tempo, in ogni situazione favorevole, in ogni situazione sfavorevole, predica sempre, parla sempre di quello che hai visto e di quello che hai udito. E la nostra chiamata è questa: in ogni tempo noi dobbiamo parlare di quello che abbiamo già vissuto. Ognuno di noi probabilmente presenti in questa stanza ha già vissuto qualcosa di speciale con Gesù, qualcosa di personale che è solo tuo con Gesù, qualche esperienza unica che solo tu hai vissuto. E forse col passare degli anni o ti sei dimenticato di questa esperienza o hai fatto finta di dimenticarti, perché penso che quando qualcuno vive un'esperienza sovrannaturale non se la può mai dimenticare.
ma hai messo un muro davanti e stai facendo finta che niente sia mai successo e non hai più parlato, non hai più raccontato a tutti di questa cosa grandiosa che Dio ti ha fatto vivere. Eppure noi non possiamo fare così. Noi dobbiamo continuare a raccontare ciò che abbiamo visto e ciò che abbiamo udito. Non possiamo smettere di parlare di questo. Ci sono persone che fino a oggi muoiono fisicamente, non sto parlando di morte spirituale, sto parlando di morte fisica, nell'ignoranza del Vangelo, non sapendo chi è il loro Salvatore, non sapendo chi è colui che li può salvare. E se questo avviene, se volete sentirvi un po' incolpati, è colpa anche vostra, è colpa anche mia, no? È colpa anche nostra. Se avviene che persone muoiono senza conoscere Gesù Cristo, o se avviene che persone muoiono senza averlo confessato come il loro Signore, la colpa è anche nostra, perché abbiamo smesso di parlare di ciò che abbiamo visto e di ciò che abbiamo udito. E Gesù non vuole questo da noi. Lui non ci ha istigato per stare in silenzio. Lui non ci ha istigato per fare finta di niente. Lui non ci ha istigato per dimenticarci delle cose meravigliose e sovrannaturali che Lui ci ha fatto vivere. Lui ci ha istigato affinché noi potessimo essere portatori del suo Vangelo. È chiaro che c'è bisogno di una cosa affinché noi possiamo rispondere a questi messaggi su Instagram, affinché noi possiamo portare il Vangelo in un modo sano per il mondo. Conoscenza. È brutto da dire perché questo richiede impegno, ma per portare il Vangelo c'è bisogno di conoscenza. Conoscenza della parola prima di tutto e di tutto quello che ci sta intorno. Noi non possiamo portare il Vangelo se noi non conosciamo chi è Dio. Ci sono persone che confessano Dio come il loro Salvatore, ma effettivamente non sanno chi è Dio, perché non hanno mai aperto la sua parola. E Gesù vuole che noi conosciamo la Bibbia affinché noi possiamo portare il suo Vangelo in tutto il mondo. Non possiamo far finta di niente, non possiamo dire è troppo difficile, è stancante, mi annoio. Tutte le cose che richiedono un'istruzione richiedono impegno, no? Se tu vuoi laurearti devi studiare, se tu vuoi imparare un lavoro devi avere esperienza con quel lavoro. Allo stesso modo, se tu vuoi portare la parola di Dio, tu devi avere conoscenza della parola di Dio. Ho già raccontato una volta una testimonianza di un grande missionario dei giorni nostri, Paul Washer, che lui è un missionario che proprio va in missioni, no? In tutto il mondo. Una volta lo ha chiamato una persona e gli ha detto: guarda, io voglio venire a fare missioni con te. E Paul Washer gli dice: bene, mi fa piacere che vuoi venire a fare missioni con me, puoi dirmi un po' dov'è che hai studiato? No, io non ho studiato, ma senti in cuore, devo venire a fare missioni con te. Va bene, ma qual è la tua preparazione teologica? No, non ho una grande preparazione teologica, ma ho un cuore per fare missioni con te. Ok, che preparazione hai per le missioni? No, io non ho nessuna preparazione per le missioni, ma posso dirti una cosa, allora è meglio che tu stai a casa. È meglio che tu stai a casa, perché come fai a fare missioni se tu non sei preparato per fare missioni? Fare missioni non è una cosa semplice. Abbiamo qua una missionaria, Sonia, che ha fatto missioni quest'anno, ma prima di fare questa missione si è preparata per fare questa missione, no? C'è bisogno di preparazione per fare ogni cosa, e così anche per portare il Vangelo c'è bisogno di conoscere il Vangelo. Questa mattina sono venuti, per la mia immensa gioia, 2 testimoni di Geova a casa nostra. Quando arrivano i testimoni di Geova, l'Andrea proprio lo capisce subito, perché suonano alla porta. Di solito o è il postino o sono i testimoni di Geova. Se è il postino non sono felice, perché spesso lascia le bollette. Quando sono i testimoni di Geova mi affaccia, faccio un sorriso, sai, esco di corsa. E sono venuti lì a parlare con me un po', no? C'era un ragazzo che avevo già conosciuto, che era già venuto in passato, e uno nuovo. E abbiamo parlato, no? E questo qua a un certo punto mi fa, io non mi presento mai come pastore ovviamente,
Questo qua fa, ma come fai a sapere tutte queste cose della Bibbia? Quasi quasi volevo dirgli, le imparo soltanto per rispondere a voi, però sono stato zitto e gli ho citato un versetto della Bibbia, che è uno dei versetti della Bibbia che più di tutti tocca il mio cuore, che è quello che c'è scritto in Osea: il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Se noi non conosciamo la parola di Dio, è facile che noi moriamo. Se noi non conosciamo la parola di Dio, noi saremo come quella casa che ci racconta Gesù, che è costruita sulla sabbia, e appena arriva la tempesta, appena il mare si alza, la marea si alza, quella casa viene buttata giù. Ma quando noi conosciamo la parola di Dio, noi possiamo essere cristiani posizionati, come predica l'Andrea. Quando noi conosciamo la parola di Dio, noi abbiamo una struttura per rimanere fermi nella fede. Quando noi conosciamo la parola di Dio, noi non verremo al culto, saremo mossi dall'emozione, piangeremo alla presenza di Dio e il giorno dopo usciremo e non torneremo mai più. Quando noi conosciamo e viviamo la parola di Dio, Gesù disse: colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Sarò uguale a quell'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia. La tempesta è arrivata, le onde sono arrivate, ma niente ha potuto abbatterla. È fondamentale che noi conosciamo la parola di Dio. E se noi vogliamo essere fastidiosi, se noi vogliamo essere dei rompi in questa generazione, persone che vanno a dare fastidio per salvare il nome di Gesù Cristo in questo mondo, noi dobbiamo conoscere la parola di Dio e non possiamo far finta che non sia importante. Io voglio, come si dice, impulsionare, in italiano esiste? Io voglio impulsionare, se non esiste in italiano prendetevela con la traduttrice. Io voglio impulsionare la Chiesa oggi a essere una Chiesa audace, sì, a essere una Chiesa che apra la sua bocca, a essere una Chiesa che non tema, a essere una Chiesa che vada a predicare il Vangelo in questo mondo, su Instagram, dovunque si possa, ma allo stesso tempo essere una Chiesa che voglia conoscere la parola di Dio, perché senza la conoscenza della parola di Dio la nostra audacia non avrà alcun effetto. Se noi vogliamo essere veramente fastidiosi, allora conosciamo la parola, così sapremo cosa dire, come rispondere, come parlare davanti a chiunque voglia accusare la Chiesa di Cristo e far scadere il nome del nostro Signore e Salvatore. Amen. C'è un'ultima cosa che voglio dire, poi ho terminato, perché possiamo essere audaci, dobbiamo essere audaci. Di ancora alla persona vicina a te: sii audace, così si sveglia. Di alla persona vicina a te: conosci la parola. Adesso c'è la terza cosa che è fondamentale, perché noi possiamo essere audaci quanto vogliamo, noi possiamo conoscere la parola quanto vogliamo, ma se non c'è questa terza cosa non succede nulla. E ve lo dirò raccontandovi una testimonianza. In realtà l'ho già un po' spoilerata, ma qualche mese fa era una domenica mattina e io mi sono svegliato col sorriso perché i testimoni di Geova hanno bussato alla porta. È successo diversi mesi fa, dovevamo andare al Fusion, no? C'era il pre-Fusion, quindi eravamo un po' anche indaffarati nei preparativi, però quando sono arrivati i testimoni di Geova io non ho potuto fare a meno di accoglierli a braccia aperte nel mio giardino per fare 4 chiacchiere con loro. C'era l'Andrea che mi diceva: fai veloce che dobbiamo andare, fai veloce, devi ancora prepararti, ma io non ce la faccio. Sono stato lì a parlare almeno un'ora con loro, vabbè. E ho parlato con loro, bellissimo, abbiamo parlato di tante cose. Gli ho esposto biblicamente alcune cose che nella traduzione del Nuovo Mondo, che è la traduzione che usano loro, non sono molto coerenti, ma sono rientrato in casa felice. Sapete, sono rientrato in casa felice perché ho pensato così, diciamo, se la riportiamo alla predicazione di oggi, li ho istigati, no? Sono stato audace e conoscendo la parola ho portato a loro la verità.
eppure nei minuti successivi a questo pensiero lo Spirito Santo ha parlato così forte ai miei cuori, al mio cuore, e mi ha detto: ma non hai pregato per loro? Tu hai parlato con loro, gli hai spiegato la Bibbia, hai fatto la cosa, ma non hai pregato per loro. Ora, in che modo il mio spirito può agire nei loro cuori? Sapete, quando Dio mi ha parlato questa cosa, ho avuto una tristezza, ma non potete capire, questa cosa sarà successa 3 mesi fa più o meno, penso che sia stato il secondo, terzo fusion che abbiamo fatto, e fino a oggi avevo questa tristezza nel cuore. E io avevo già preparato parte della parola stamattina e già volevo raccontare di questa testimonianza dei testimoni di Geova quando hanno suonato il campanello di nuovo, no? Stamattina, e si sono ripresentati lì, e uno dei 2 ragazzi era lo stesso dell'altra volta, e quando sono arrivati veramente Dio, no, ho pensato: tu sei buono in ogni tempo, perché prima di tutto hai confermato la parola di questa sera, ma soprattutto mi hai dato la possibilità di rimediare a qualcosa che non avevo fatto a quel tempo. Sono uscito lì fuori, abbiamo parlato un'oretta come l'altra volta, ma alla fine di tutto gli ho chiesto: ragazzi, possiamo fare una preghiera? Non so voi come siete abituati a pregare, non conosco la vostra cerimonia di preghiera, ma se per voi non è un problema io vorrei pregare con voi. Abbiamo pregato insieme e la loro faccia dopo che abbiamo pregato è sembrata ancora più sorpresa di quando gli ho provato che Gesù è Dio, che loro non credono che Gesù sia Dio, no? È stato qualcosa di meraviglioso. Io credo che attraverso questa preghiera lo Spirito Santo oggi finalmente abbia potuto agire nelle loro vite, perché noi possiamo essere audaci, noi possiamo conoscere, siamo cristiani, siamo istigati da Cristo e noi dobbiamo conoscere chi è Cristo e cosa vuole da noi, dobbiamo conoscere la sua parola, ma allo stesso tempo, quando noi andiamo a portare il messaggio del Vangelo, noi dobbiamo invocare lo Spirito Santo nella vita di chiunque ci ascolta. Amen. Chiamo il gruppo di lode, ti chiedo di alzarti in piedi e voglio terminare riprendendo quell'editto dell'imperatore Claudio, no, di cui abbiamo parlato all'inizio. Nell'anno 49 d.C. Claudio ha emesso questo editto in cui ha fatto sparire la Chiesa dalla città di Roma. La cosa incredibile è che nell'anno 57 d.C., dopo appena 8 anni, l'Apostolo Paolo ha scritto una lettera che oggi noi troviamo come 6° libro del Nuovo Testamento. Questa lettera si chiama la lettera ai Romani, ovvero la lettera alla Chiesa di Roma. Con questo noi capiamo che quella Chiesa che l'imperatore Claudio aveva fatto sparire non è morta. Quella Chiesa che l'imperatore Claudio aveva fatto sparire è tornata. E è tornata perché ci sono state persone fastidiose, persone che hanno rotto un po' magari, ma persone che non si sono stufate di portare il Vangelo di Cristo, persone che non hanno temuto la persecuzione, che sono stati audaci, persone che avevano conoscenza di chi era Gesù, di chi è lo Spirito Santo e di come può trasformare vite, e persone che hanno invocato il nome di Cristo su quella città affinché quella chiesa potesse continuare ad esistere. Io credo che la buona opera che Dio ha iniziato, come è successo per la Chiesa di Roma, ancora non sia giunta al termine, ma Dio la porterà a buon fine. Quelle persone per le quali tu stai pregando, quelle persone per le quali tu stai evangelizzando, non temere, anche loro conosceranno la salvezza. Soltanto persisti, continua a essere fastidioso, continua ad andare a portare nelle loro case il Vangelo, continua ad andare dai tuoi parenti a portare il Vangelo,
Guardate, oggi abbiamo qua un fratello, Guglielmo, che per me è diventato uno dei più grandi evangelisti della nostra chiesa in queste ultime settimane, perché per mezzo di lui, in mezzo a San Bonifacio, sta venendo in chiesa, no? Lui con Jefferson, no? E veramente stanno facendo una grande opera, essendo fastidiosi, ma fastidiosi veramente. Voi non sapete tutto quello che diceva lunedì al calcio ai suoi amici, no? Fastidiosi veramente, ma essendo fastidiosi, portando il Vangelo di Cristo e pregando affinché lo Spirito Santo potesse toccare i cuori delle persone intorno a loro. Che anche noi possiamo essere così, audaci nel portare il Vangelo, conoscendo la parola del nostro Signore e invocando il nome di Gesù e il suo Spirito nelle vite di coloro che sono intorno a noi, nelle vite di coloro che stiamo aspettando siano toccati dall'azione sovrannaturale dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme allora, preghiamo per il nostro ministero, preghiamo perché Dio tocchi sempre di più i nostri cuori, preghiamo perché Dio ci capaciti sempre di più per fare la sua opera, preghiamo perché Dio ci dia la possibilità ogni giorno di essere suoi missionari, essendo istigati dalla figura del Signore Gesù Cristo, essendo istigati dal suo carattere e soprattutto dalla potenza che viene da Lui. Che ognuno di noi possa riempirsi in questo momento attraverso la presenza di Dio per essere inviato in questo mondo. Ma in questa preghiera preghiamo anche per tutte quelle persone che noi andremo a infastidire, a cui noi andremo a rompere, ma che noi un giorno vedremo in questo luogo, piegando le loro ginocchia in lacrime e dichiarando Gesù Cristo come Signore e Salvatore delle loro vite. Amen. Signore Gesù, in questo momento noi ti preghiamo, Signore, ti preghiamo per ognuno di noi. Tocca i nostri cuori ancora una volta, Signore, trasforma le nostre menti, che questa parola, Signore, possa impulsionarci ad uscire sempre di più in questo mondo, a portare il tuo Vangelo, che noi possiamo andare in ogni luogo possibile, di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Signore, che sia un luogo fisico, che sia un luogo virtuale, dovunque, Signore, tu ci dai la possibilità di portare il tuo Vangelo, di difendere il tuo nome, di difendere la tua Chiesa e di portare in alto la bandiera che noi, sotto la quale noi serviamo. Signore, dacci la capacità in questo momento di essere missionari audaci, di essere missionari che abbiano il desiderio di conoscere sempre di più la tua parola per fare un'opera, un servizio perfetto e ben fatto su questa terra. Ma dacci, Signore, anche la capacità e l'umiltà di invocare te, di invocare il tuo Spirito su tutte quelle persone che devono essere toccate, su tutte quelle persone che ancora non ti conoscono, su tutte quelle persone alle quali noi stiamo predicando il tuo Vangelo e che noi desideriamo un giorno possano considerare te il Signore e Salvatore delle loro vite. Nel nome di Gesù, Signore, benedici la tua Chiesa, benedici la tua opera, benedici quello che hai fatto e quello che ancora hai da fare. Noi invochiamo il tuo Spirito in questo tempo, su questa Chiesa, affinché questa Chiesa possa essere una Chiesa rilevante, una Chiesa di riferimento, una Chiesa di trasformazione, una Chiesa di rinnovo, una Chiesa in cui persone abbiano la libertà di adorare il tuo nome e di invocarlo, Signore, nelle loro vite, sapendo che soltanto da te viene la grazia e la salvezza. Nel nome di Gesù, Signore, per questo noi ti preghiamo e in questo momento ti adoriamo. Amen. Mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo
Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, El Shaddai, spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro. Pascioni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro.
Lodiamo un'ultima volta, insieme, perché Lui è qui. Yahweh, tu sei qui.
riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te, Gesù. Riconosco che sei il mio Signore, solo tu sei qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te, Gesù. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Oh, ciò che voglio è solo adorare. Lodi a Lui. Io mi arrendo a te. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio, Yahweh, 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 El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. Oh. Lui è qui per spezzare ogni catena. Lui è qui per prendere cura di te. Lascia che Lui faccia nel tuo cuore. Non è una semplice adorazione, è un'adorazione solo per Lui. Lui è qui per sentirti. Gesù è qui, è in cerca di nuovi cuori, di cuori che vogliono adorarlo. Alleluia. Oh, oh, Gesù, santo è. Gesù, oh, Gesù, Gesù, tu sei qui, Gesù, tu sei qui. Santo Spirito, io mi arrendo al tuo muovere, mio anseio è permanecere in teu amor, em tua presença, Senhor.
em tua presença. Perché solo tu sei santo, solo tu. Se in questo momento senti di fare qualcosa da parte di Dio, se senti che la persona vicino a te o senti che c'è qualche persona in questa stanza questa sera che hanno bisogno di vivere qualcosa di nuovo con Dio, io voglio invitarti in questo momento, sia audace, vai da questa persona, abbraccia questa persona e invoca lo Spirito Santo di Dio nella sua vita. Non aver timore, questo è il momento in cui lo Spirito Santo sta agendo in questo luogo. Se in questo momento senti che c'è qualcuno in questa stanza che ha bisogno di ricevere di più di Dio, che ha bisogno di conoscere Dio in un modo diverso, vai in questo momento da lei, vai in questo momento da lui. Dai un abbraccio a questo fratello, a questa sorella e comincia a pregare perché lo Spirito Santo oggi possa toccarlo in un modo nuovo. Invoca lo Spirito Santo, invoca Gesù nella vita del tuo fratello, della tua sorella, finché la lode continua a cantare. Vai a pregare per questa persona, dagli un abbraccio. El Shaddai, Adonai, spezzi ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzi ogni catena, fogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Amen. Il nostro Signore è qua, è stato presente in questa serata, ha toccato ancora una volta molti cuori.
ha compiuto una buona opera e continuerà a compierla nelle nostre vite. Possiamo fare un applauso al Re dei Re, al nostro Signore, al nostro Salvatore, Gesù Cristo. Lui è il Figlio di Dio, Lui è lo stesso Dio, Lui regna oggi e per sempre regnerà in questa terra e nella vostra e nella nostra vita. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo andando verso la fine della nostra serata. Voglio darvi qualche avviso. Amen. Presentiamo con gioia che, come avevamo già annunciato qualche settimana fa, abbiamo presentato i nostri leader dei culti in casa, dei primi in casa. Finalmente inizieremo il 31 luglio, ufficialmente il 31 luglio, che sarà un mercoledì, inizieremo questo progetto di In Casa. In queste settimane, se non avete già ricevuto qualche messaggio, sarete contattati dai leader delle vostre zone e inizieremo questo progetto che sono sicuro è un progetto di Dio e che sono sicuro porterà molti frutti in questa chiesa, ma ancora di più molti frutti nelle nostre vite e molti frutti nelle vite di coloro che ancora non conoscono il Signore, ma per mezzo di questi in casa verranno alla conoscenza del nostro Salvatore. Prossimo avviso: Be Brave, 28 luglio alle 4:30, domenica 28 luglio c'è il nostro Be Brave, la tavola, dovete prenotare i vostri posti, è già stato mandato il link, vero, per la prenotazione, quindi chi ancora non si è prenotata si deve prenotare in questo link. È gratuito, l'evento è completamente gratuito, quindi potete invitare, invitate altre donne per partecipare a questo evento. Domenica 28 luglio alle 4:30, Be Brave, la tavola. Prossimo avviso: ADM Verona, state facendo parte della chiesa. Ce n'è un altro. Battesimi, discepolato per i battesimi, iscrizioni aperte, quasi ormai si vanno a chiudere, ma inizieremo il nostro discepolato per i battesimi o l'ultima settimana di luglio o la prima settimana di agosto, quindi restate con le orecchie ben attente per questi ultimi giorni in cui daremo conferma di quando inizierà. Se ancora non vi siete iscritti, vi volete iscrivere, o se conoscete qualcuno che si vuole iscrivere al discepolato per i battesimi, magari non per battezzarsi ma per capire meglio che cosa sono i battesimi, chiunque può partecipare, è anche soltanto a motivo informativo. Che cos'è veramente il battesimo, perché ci battezziamo per immersione, che cos'è che comporta il battesimo, cosa succede dopo il battesimo. Se vuoi sapere qualcosa di più a proposito di questo, anche se non ti vuoi battezzare, le iscrizioni sono aperte, c'è il link sul nostro gruppo Siamo Uni in Cristo. Ci dovrebbe essere un altro avviso. Niente, avvisi finiti, i prossimi avvisi arriveranno sul gruppo della chiesa, così li saprete tutti a partire da domani. Bene, se ci fossero altri avvisi arriveranno domani, tutto a posto. Abbiamo finito gli avvisi, quindi bene? Sì?
Decime offerte, tutti felici, decime offerte. Chi non è felice di portare la sua decima, la sua offerta, la sua primizia? Ci alziamo in piedi, così facciamo una bella canzone ballerina. Io voglio vedere Edoardo portare la sua offerta ballando qua davanti, come faceva in Guinea-Bissau. Ma io aspetto per questo momento. Il tuo ginocchio non sarà un impedimento. Amen. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, in questo momento puoi portarla alla casa del Signore. Ci sarà la missionaria Cata là dietro che ti può aiutare se hai da fare la tua offerta con i metodi tecnologici, POS, bancomat, carta, tutto il resto. Come sempre non è per farvi dare più soldi, ma è soltanto un modo per facilitare la transizione. Ma tu che hai portato la tua decima con la moneta, con la banconota, questo è il luogo in cui portarla. In questo momento preghiamo per benedire le nostre offerte, le nostre decime che possono salire al Signore come la nostra migliore adorazione. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi ti preghiamo e consacriamo a te le nostre decime, le nostre offerte, le nostre primizie, Signore, che possono essere un'adorazione a te gradita, Dio, che noi possiamo dare oggi con la gioia nel cuore, Signore, come tu ci hai insegnato, tu ami un donatore gioioso, che allora noi possiamo venire alla tua casa a portare la nostra offerta con gioia, non per costrizione, non con malavoglia, Signore, ma fai sì che la nostra adorazione possa essere sempre data con un cuore pieno di gioia e pieno di gratitudine verso di te. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Avanti andrò perché mi fido di te, e se mi sa il cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me, e allora griderò, e allora proseguirò ad ora dire, e allora proseguirò ad ora dire, una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te, e se mi sa il cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me, e allora proseguirò ad ora dire, proseguirò ad ora dire, una nuova storia voglio scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te, se mi sa il cammino, e se mi sa il cammino te, non ritornerò perché tu sei. Seguirò ad ora dire, allora parlerò, allora mi proseguirò ad ora dire, yeah.
visto Guglielmo saltare però. Amen. Non ci vedo. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana che dobbiamo festeggiare i compleanni? Gilson e Vanessa Fisero, 35 anni di matrimonio. 35. Gilson e Vanessa, festeggiamo 11 anni di matrimonio. Prego, bene, bello. Qualcun altro che ha da festeggiare compleanni, anniversari? Adesso facciamo una preghiera onorando questa coppia che è una coppia di benedizione per questa chiesa e ringraziando Dio per quello che ha fatto in questi 11 anni nel loro matrimonio e adorandolo per tutto quello che ha fatto e che continuerà a fare in questa famiglia. Prima di questo, poi finiremo il culto, dopo ci sarà anche da mangiare là fuori, state qua, viviamo un momento di comunione. Non voglio finire il culto senza chiedere alla chiesa di essere unita in preghiera per la famiglia del nostro fratello William. Come molti di voi già sanno, abbiamo scritto su qualche gruppo, William e la sua famiglia sono una famiglia veramente amata da questa chiesa, che tanto si è donata a quest'opera, e William ieri sera ha perso suo fratello molto giovane in un incidente, quindi ancora una volta, come abbiamo già scritto magari in qualche gruppo oggi, rinforziamo la Chiesa a restare unita in preghiera. Sappiamo che in questi momenti non ci sono tante cose da dire, ma sappiamo anche che la nostra preghiera può fare la differenza nel portare consolazione in quella casa, ok? Quindi continuiamo a restare uniti in preghiera. Chi ha la possibilità di fargli una telefonata, di visitarli, sicuramente gli farà piacere sapere che c'è una famiglia che oggi gli è intorno. Amen. Bene. Finito il momento della tristezza, ritorniamo al momento della gioia. Preghiamo insieme, alziamo le nostre mani verso Gilson, Vanessa, ringraziando il Signore e benedicendo le loro vite per questi 11 anni di matrimonio. Amen. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te questa famiglia, Signore, Gilson, Vanessa e Lorena, Signore, una famiglia che è stata e che è una benedizione che Tu stesso hai inviato in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore, per le loro vite, ti ringraziamo in questo giorno speciale per 11 anni di matrimonio che hanno compiuto. Signore, che quello che hai preparato davanti a loro, loro ancora non possono neanche immaginarselo, che le grandi cose che hai da fare per loro, attraverso di loro, loro non possono neanche pensarle, perché Tu hai preparato infinitamente più sulla loro strada. Per questo ti chiediamo, Signore, già da questo tempo, di benedire con queste benedizioni la vita di Gilson, la vita di Vanessa e di tutta la loro casa. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Facciamo così per ricevere la benedizione del nostro Signore, perché queste stesse benedizioni che abbiamo desiderato e chiesto sulla vita di Gilson e di Vanessa possono riempire anche le case di tutti quanti noi, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione che noi possiamo avere con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.